Buonasera a tutti e benvenuti al Pala del Mauro di Avellino per la 10ª giornata di Serie A Futsal. La Sandro Abate Avellino scende in campo questa sera, questo venerdì freddoloso, contro la Kame Treviso per un incontro spumeggiante. Le due squadre si dividono da solamente un punto, entrambe vogliono puntare alla Final 8 che appunto premierà le prime 8 squadre alla fine del girone di andata. Presentiamo le squadre, partiamo dagli ospiti con Pietrangelo, Sutton, Viera, Sacon, Donin, Walex, Fior, Di Guida, Sai, Ugas, Azzoni e Fantini. Allenatore Roca. Per la Sandro Abate Avellino invece scendono in campo Vitiello, Lavrendi, Galletto, Capitan Abate, Ghi, Parisi, Kenji, Castaldo, Di Luccio, Gianattasio, Lauro, Iosema, Henry, mister Piero Basile. Arbitra l'incontro, arbitro 1 Simone Zanfino di Agropoli, arbitro 2 Luca Pavarani di Roma 2, cronometrista Nicola Maria Manzione della sezione di Salerno. Big acquisto, ritorno qui ad Avellino di Alex Yepes, che da inizio anno sarà a disposizione della rosa di mister Piero Basile. Sandro Abate che insieme alla Kame sono divisi da un punto praticamente, a solo un punto dalla zona playoff, che quindi decreterà almeno a fine girone di andata le squadre che si giocheranno la Coppa Italia. Vediamo il quintetto iniziale delle due squadre. Palleggia lì in mezzo il numero 10 Sutton. Sandro Abate Avellino in tenuta blu quest'oggi. Vediamo. In porta Fior per la Kame, Donin, Sutton, il capitano Viera, Japa. Inizia l'incontro, subito la squadra ospite nel possesso palla con il numero 22 Donin. Sutton prova a servire Sacon, pallone che esce. Vediamo la Sandro Abate, Parisi tra i pali, Iosema, Abate, Kenji, Ghi. Questo è il quintetto di mister Piero Basile, almeno per l'inizio. Vediamo Ghi subito braccato da Japa, poi Massimo Abate, Kenji, ancora Iosema, giro palla, Iosema, Massimo Abate prova a servire Kenji, poi il tiro di Sacon, pallone che esce. Primo brivido per la Sandro Abate, che viene dalla sconfitta contro il Napoli per 3-0. Invece spettacolare il pareggio tra Sala Consilina e Kame per 3-3. Iosema, Massimo Abate, Kenji, gira la Sandro Abate, Iosema, Ghi, ancora Ghi, prova a girarsi il sinistro, c'è la deviazione dell'avversario, poi Massimo Abate carica il destro, pallone alto, controllava però Fior, pallone che rimane incastrato nelle tribune del Pala del Mauro di Avellino. Vediamo Walex, ancora giro palla della Kame, Donin prova a servire qualcuno, Ghi intercetta la Sandro Abate, poi spazza la palla nella nostra posizione. Iosema, all'indietro verso Parisi, prova a servire Ghi, ancora Fior e poi Walex leggermente toccato, infatti Massimo Abate chiede di fermarsi. Sutton aveva il pallone tra i piedi,
Vediamo, piccolo intervento da parte del capitano su Wallex. Vediamo intanto Wallex, si parla con Ghi. Riparte il match. Wallex ancora verso il numero 10 Sutton, giro palla per Japa, deviazione di Massimo Abate. Inizia bene la Sandro Abate che prova il pressing alto. Vediamo ancora la Kame. Wallex perde il pallone, vediamo Ghi anticipato da Sutton che salva la squadra ospite. Tanto Parisi protesta, vediamo. Josema prova a servire Kenji, ancora Josema, prova il tiro. C'è stata una deviazione da parte della squadra ospite. Ancora Josema, Parisi, Ghi, ancora Ghi, prova a saltare il numero 10 Sutton, Kenji, ancora Josema, tacca per Kenji, Ghi, Sutton su di lui, prova poi Sakon a rubare il pallone, non ci riesce. Rimessa laterale per la Sandro Abate Avellino. Ancora Kenji, Ghi prova a caricarsi la squadra sulle spalle. Attenzione il contropiede della Kame. Japa si ferma, attenzione il tiro da parte di Sakon che sfiora la porta di Gianluca Parisi. Rivediamo qui nel replay. Pericolosissima la squadra ospite. Parisi prova a servire Josema, anticipa Fior con la testa il portiere della Kame Treviso. Josema con calma, serve Massimo Abate. Ghi, Josema, Kenji, braccato da Sakon che batte subito per Wallex. Vediamo Wallex prova a puntare Massimo Abate. Wallex prova il tiro, Sakon ancora intercetta la squadra locale. Fior, Wallex ancora prova a servire Sutton, ancora Kenji, poi Massimo Abate. Josema qui intercetta per un attimo il pallone Sakon, ma nulla di fatto. Primi cambi in arrivo per entrambe le squadre. Vediamo Parisi verso Abate, mantiene il possesso la Sandro. Vediamo qui Ghi prova la pallonata, poi Wallex prova a servire Sakon, spazza Josema. Tanto piccolo colpo ricevuto da Sutton, tutto ok per la squadra ospite. Vediamo battuta da parte di Sakon che prova a servire Wallex. C'è uno schema, attenzione, Japa prova a girarsi, il capitano, tanta esperienza per lui, si gira e poi Josema con la punta del piede, poi Sutton, ancora Japa braccato ancora una volta da Josema. Wallex prova a puntare Kenji, ancora Wallex, il tiro, Parisi col piedone e poi spazza Josema. Occasione ancora per la Kame. Gianluca Parisi decisivo col piedone, come rivediamo nel replay. Ecco il tiro, Parisi attentissimo. Sutton verso Sakon, Wallex, ancora lui, Wallex prova a ubriacare di finta, il tiro vicinissimo allo specchio della porta. C'è la deviazione di Gianluca Parisi, l'arbitro da corner, leggera deviazione da parte dell'estremo difensore della Sandro. Wallex ancora prova il tiro, deviazione, ancora angolo per la squadra ospite che sta giocando meglio in questi primi 4 minuti
qui al Pala del Mauro di Avellino per l'ultima partita di stagione in casa della Sandro Abate. Vediamo, qui sbaglia completamente Sacon, che esce, prende il suo posto. Di Guida, è entrato anche Henry, altro giovane pericolosissimo della Sandro Abate. È uscito Massimo Abate, qui sbaglia Kenji, rimessa laterale in favore della squadra ospite. Di Guida, ancora verso Sacon, la deviazione della difesa della Sandro Abate. Vediamo, Di Guida, Sacon, Walex, ancora Di Guida, Walex prova a servire Giapa, attenzione qui Kenji si distrae un pochettino, poi mette il piede e riesce a conquistare il fallo. Ingenuo qui Sacon, Kenji con la sua intelligenza, intanto esce proprio lui dentro Antonio Di Luccio. Rivediamo qui il fallo ed effettivamente colpisce l'avversario Sacon. Vediamo Josema, Henry, ancora Josema, Di Luccio, Josema, braccato da Giapa, c'è la pressione alta del capitano della Kame, rimessa laterale per la squadra ospite. Di Guida, ancora prova a servire Sacon, ancora Parisi con i piedi, Gianluca Parisi che salva la Sandro Abate. Walex, che la scorsa partita contro la Sala Consilina ha dato il massimo. Attenzione qui Giapa, ancora Josema, Parisi che grida, vuole più attenzione, concentrazione della sua squadra. Walex, vediamo, ancora Giapa, Walex fermato da Henry, vediamo il contropiede di Henry. Henry, Giapa con la sua esperienza ferma Henry e poi riparte con il suo numero 10 Sutton. Giapa, Walex, ancora verso Sutton che prova a servire Giapa. Di Luccio per un attimo, poi Ghi prova a intercettare, qui commette un fallo Di Luccio, un fallo a testa dovrebbe essere, eh sì, proprio così. 15:29 alla fine del primo tempo, 0-0 fra le due squadre, un po' più di Kame in questo inizio, ma sappiamo che il calcio a 5 è uno sport che si può ribaltare da un momento all'altro l'inerzia della partita. Vediamo Walex, ancora prova a servire Sacon, una specie di velo che non riesce. Di Luccio, altri cambi per la Kame. Josema, Di Luccio, Josema, devia Giapa, entra anche Giuseppe Lavrendi, esce Ghi, entra Azzoni invece al posto di Sacon, cambi per far girare il quintetto. Vediamo Di Luccio, prova a servire Lavrendi che tocca di testa, Josema poi qui sbaglia, Henry prova a anticipare Di Guida, c'è l'ultimo tocco della squadra avellinese, dentro anche Donin, esce Giapa, Di Guida, Donin, Walex, ancora prova a servire il numero 20 Azzoni, pallone alto. Rivediamo questo grande servizio da parte di Walex. Lavrendi, ancora verso Henry, Di Luccio, Lavrendi prova a servire Galletto, anche lui è entrato adesso. Donin, ancora lui, fa salire la squadra. Donin, Di Guida, Walex, ancora giro palla Azzoni, prova a puntare la Henry. Donin, ancora lui, Di Guida, serve ma anticipa Henry, poi Galletto, gran palla per Henry, attenzione qui esce Fior, fallo e cartellino giallo per il portiere della Kame. Qui brutto intervento come rivedete nel replay, giusta l'ammonizione, chiedeva qualcosa in più la Sandro Abate. Vediamo, protesta intanto la panchina ospite perché praticamente
il pallone è stato avvicinato rispetto al punto dove si è commesso il fallo. Rientra Sakon, esce di guida, entra anche Ghi, uno dei più pericolosi su punizione. 14:25 alla fine del primo tempo, 0-0 per ora qui a Pala del Mauro di Avellino. Studia Kenji, parla con Ghi, vediamo. Kenji, Ghi lo lascia a Kenji, serve Ghi, lo schema non funziona, attenzione, contropiede della Kame, Wallace, Parisi un muro, lo schema non è funzionato, ma si salva Gianluca Parisi. Poi sulla corsa Wallace, probabilmente qualche strappo per il giocatore numero 7 del Kame Treviso, ma che parata ha fatto Parisi. Schema da rivedere questo per la Sandro Abate Avellino. Intanto cure mediche per Wallace. Andiamo a rivedere un pochettino i risultati live. Il Benevento che sta vincendo in casa 2-0 col Manfredonia, 0-0 della L84 sull'Active, mentre la Sala Consilina perde in casa contro l'Ital Service Pesaro per 0-1, ma è solo l'inizio, ovviamente. C'è ancora tanto da giocare. Vediamo Wallace che viene accompagnato, zoppica vistosamente, quindi rientra il capitano Ciapa. Vediamo se sarà disponibile ancora nel corso della partita Wallace, non lo so, vediamo. Il tiro intanto di Azzoni, si lancia praticamente Henry sul pallone per evitare il tiro nello specchio. Ancora il numero 14 di guida, Donin di guida, Azzoni, ancora Azzoni, Donin prova a servire Ciapa, prova a girarsi Ciapa, qui Henry è stato bravissimo e guadagna addirittura la rimessa dal fondo il giocatore della Sandro Abate, che poi esce e dà il posto a Josema. Gianluca Parisi, ancora Galletto, prova a girarsi Galletto in mezzo a due, non riesce Gennaro Galletto a tenere il possesso palla. Donin di guida, lancio lungo per Ciapa, pallone che esce direttamente fuori. Parisi, Di Luccio, Lavrendi, ancora lui, Lavrendi contro Ciapa, perde il possesso, vediamo Donin, poi Azzoni, cade a terra Donin, Azzoni all'indietro verso Fior, pallone che viene spazzato direttamente in tribuna, già munito Fior, non rischia di altri pericoli. Vediamo Josema, ancora verso Lavrendi, Di Luccio, Josema, Di Luccio, alza il pallone per Galletto, Azzoni protegge bene, poi Lavrendi di nuovo in possesso, Josema, Di Luccio, Lavrendi, ancora Gennaro Galletto, serve Josema, gran pallone per Di Luccio, anticipa di guida, Fior pressato dalla Sandro Abate che ha provato a impensierire un pochettino la Kame dopo un inizio un po' così della squadra di mister Piero Basile. L'arbitro intanto invita Di Luccio ad arretrare un pochettino, situazione di parità per ora. Vediamo Josema, blocca il pallone, poi di guida su di lui, ci pensa poi Azzoni a fermare il giocatore della Sandro Abate. Ovviamente la Sandro Abate con l'acquisto di Alex fa capire che vuole puntare alle zone alte di classifica. Di Luccio, Lavrendi, Di Luccio, Parisi,
Attenzione a Parisi, prova il lancio, Japa che anticipa il suo portiere, non chiama il pallone Fior, pallone in rimessa laterale, quindi possibile attacco della Sandro Abate. Josema sul punto di battuta, vediamo, Galletto fa movimento, poi Lavrendi qui, spazza di guida, prova Japa al contropiede, pallone sballato per il capitano della Kame Galletto. Ancora Josema, Di Luccio, Josema, Galletto, Josema, Parisi, ancora lui, prova a servire Lavrendi sulla corsa, c'è la deviazione di testa di Lavrendi, era uscito il portiere Fior. Ancora Azzoni, Donin, Di Guida, Azzoni, giro della Kame, qui Di Luccio, recupera il possesso la Sandro, Parisi, Galletto, Josema, prova a servire Di Luccio, anticipa Azzoni, Japa con la testa per Donin, rientra Sacon, esce Azzoni. Pronti anche qualche cambio della Sandro Abate, Josema, Lavrendi, Josema, Di Luccio, ancora Parisi direttamente dall'altro lato, blocca Fior che prova il stesso rilancio che va sulla traversa, rischia qui la Sandro Abate, Parisi, scusate, Di Luccio verso Josema, pallone che è uscito, dice l'arbitro, quindi fischia, rimessa laterale Di Guida, Donin, Di Guida, anzi lascia per Sacon, poi Japa, si gira bene, ancora Japa all'interno dell'area di rigore, poi Lavrendi spazza, ancora Japa, mette in difficoltà la difesa della Sandro. Tanto Ugas è il prossimo ad entrare, vediamo qui Henry, poi qui con la punta del piede Donin era riuscito a tenere il possesso, ancora Josema, prova a servire Ghi, aggancia Ghi carica le sue grandi leve, ancora Josema, Henry, Josema, Henry verso Lavrendi, ancora Henry atterrato, l'arbitro fischia fallo, intanto Giuseppe Lavrendi era andato in possesso, rivediamo qui Henry atterrato da Sacon, ma Lavrendi aveva fatto una cosa straordinaria con una giravolta, ovviamente gol non valido perché il gioco era fermo già da parecchio. Vediamo Josema sul punto di battuta, Josema carica il destro direttamente fuori, larghissimo questo tiro da parte di Josema. 11 minuti e 11 secondi alla fine della prima frazione, 0-0, un po' meglio la Kame in questa metà di primo tempo. Sacon ancora verso Ugas, Sacon, Donin, ancora lui, Donin, Massimo Abate qui lo atterra, terzo fallo per la Sandro Abate, rientra anche Sutton. Sarà punizione quindi per la Kame. Sul pallone Sacon, vediamo Ugas in area di rigore, rientra anche Japa. Massimo Abate intanto protesta con l'arbitro, non è d'accordo sulla decisione. Vediamo. Posiziona la barriera Parisi. Sacon carica il destro, il tiro direttamente fuori. Direttamente fuori il destro di Sacon che va a riposizionarsi centrale. Parisi serve Ghi, vediamo Ghi, si fa vedere Henry, ancora Ghi, il tiro, la deviazione di Sacon decisiva qui
su questa grande azione di Ghi. Vediamo, si gira bene Ghi, supera l'avversario, il tiro, c'è la deviazione, corner in favore della Sandro Abate, che prova a farsi vedere in avanti. Vediamo Josema, Ghi carica il destro, poi Josema, pallone che esce in tribuna, peccato perché poteva essere una grande occasione per la Sandro Abate. Rivediamo il tiro al volo di Ghi, che praticamente è un assist per Josema, che la butta nella tribuna opposta. Intanto Japa, ancora Japa, ferma Sutton, la Sandro Abate. Rimessa laterale per la Kame Treviso. Sutton sul punto di battuta. Attenzione, Japa prova il tiro, Parisi mantiene il possesso. Serve Kenji, vediamo, da lui spesso sono partite tante azioni per la Sandro Abate. Vediamo Josema, pallone esce, peccato. Sutton, ancora Japa, Sutton, attenzione Parisi, ancora la Sandro Abate si salva col suo portierone. Josema, Ghi, ancora Ghi, prova l'azione solitaria, poi Japa per un attimo lo ferma, poi Josema, ancora Sandro Abate. Josema anticipa Sutton, all'indietro verso Sakon. Ugas prova a saltare Josema, ci riesce, attenzione il tiro di Ugas, non impensierisce Parisi, che prova subito a lanciare Ghi, che non aggancia. Fior, ancora possesso palla della Kame con il numero 89 Sakon. Ugas, Sutton, attenzione Ugas, il tiro, Parisi, ancora grande risposta. Rivediamo qui lo scambio tra Sutton e Ugas, pallone in rimessa laterale, grande Gianluca Parisi. Qui Ghi non riesce a tenere il possesso, sballato il passaggio per Kenji. Sandro Abate che di solito parte forte nelle partite. Vediamo però Donin, ancora lui, serve Sutton, prova a puntare Ghi, attenzione Donin contro Massimo Abate. Donin carica il destro, c'è la deviazione di Kenji e qui c'è stata una traversa probabilmente. Rivediamo dal replay qui il grande tiro di Donin, sì, la traversa salva la Sandro Abate. Intanto qui ancora Donin con la grande parata di Gianluca Parisi sul palo. Time out in favore della Sandro Abate. Che parata di Gianluca Parisi su Donin, eccola qui, la sfiora sul palo e poi pallone sballato. Ci fermiamo per qualche secondo. Time out finito con il rumore della sirena, il suono della sirena del Palla del Mauro. Perfetta parità, 0-0, 9 minuti alla fine del primo tempo. Molto meglio la Kame in questa fase. La Sandro Abate che prova a dar tutto. Kame che comunque è una squadra molto insidiosa. Parisi, Ghi, ancora lui, serve Galletto, ancora Kenji, prova a servire Galletto, poi Japa su di lui, Galletto, anticipa Japa, poi qui c'è un fallo fischiato nei confronti della Sandro Abate.
quindi sarà punizione per gli ospiti. Sutton sul punto di battuta. Donin, Sakon, c'è la pressione di Kenji, Japa, ancora Japa, attenzione, vede il numero 10 Sutton che si divora praticamente il gol dell'1-0, come rivediamo nel replay. Salta Parisi e poi il tiro va di poco fuori, rischia la Sandro Abate, ancora Sakon, anticipa Japa, Donin prova a premere la Kame, Japa, Sutton, serve Donin, attenzione Galletto su di lui, c'è la deviazione di Galletto? No, della squadra ospite, quindi rimessa laterale per la Sandro Abate. Kenji, ancora verso Josema, Ghi, ancora Ghi, salta Sutton, Ghi prova il tiro, c'è la deviazione, poi Galletto non ci arriva, Sutton riparte il contropiede, ancora Sutton prova a servire Donin, attenzione ancora la Kame in possesso, ancora Donin fermato dalla difesa della Sandro Abate, c'era solo come un leone Sakon. Vediamo Sutton, pressione della Kame, Sutton, ancora Parisi in rimessa laterale, soffre la Sandro Abate in questa fase. Rivediamo ancora il tiro di Sutton nel replay, attentissimo Parisi, ancora Japa, Sutton fermato da Galletto, poi Josema prova il contropiede, attenzione 3 contro 1, ancora Galletto, serve Ghi, il tiro di Ghi, pallone fuori, piattone di Ghi lontano dalla porta, peccato per la Sandro Abate, 3 contro 1 praticamente. Qui l'arbitro va a richiamare Josema, Josema probabilmente dice all'arbitro di una trattenuta evidente, forse troppe proteste per Josema. Comunque si riparte, Donin, ancora ruba il pallone Kenji, il tiro di Kenji, ancora Fior e poi Donin, contropiede della Kame, ancora Donin, serve Sutton, ancora Donin, scambiano benissimo i due, ma Ghi in scivolata recupera il possesso. Vediamo qui Sakon, era arrivato sul pallone, blocca Gianluca Parisi. 7 minuti alla fine del primo tempo. Kenji, Henry, vediamo la fantasia dei due giocatori. Henry all'indietro verso Galletto, Kenji braccato da Japa, ancora Henry, Japa recupera il possesso, poi Kenji prova a recuperare, qui sballato il passaggio di Japa per Sutton, vari cambi per la Kame. Vediamo qui Kenji, l'ottima parata di Fior, Di Luccio, Gianluca Parisi, serve Galletto, col petto Lavrendi, Di Luccio, Lavrendi, Di Luccio, serve Henry, anticipato per un attimo da Azzoni, rimessa laterale per la Sandro Abate, perfetta parità, 0-0, 3 falli per parte, 6 minuti e 34 secondi alla fine del primo tempo. Di Luccio, Henry, Di Luccio, ancora verso Giuseppe Lavrendi, Galletto, Di Luccio, Lavrendi, Henry, per un attimo ha toccato di guida, poi Parisi, lancio lungo per Di Luccio che aggancia Sakon su di lui. Di Luccio qui ha provato una possibile deviazione da parte di Sakon, non è riuscito nell'intento però. Fior, ancora Sakon di guida, prova a servire Azzoni, anticipa Lavrendi, vediamo Di Luccio, perde un po' di tempo, Gennaro Galletto, prova il tiro, pallone in tribuna, ovviamente altissimo, ma ci prova al piccolo trotto la Sandro Abate. Parisi che chiama i suoi, si sente da qui sopra. Vediamo di guida, ancora lui, Ugas, di guida, Sakon, pallone che esce, uno dei pochi errori della Kame
rimessa laterale per la Sandro Abate Avellino con Gennaro Galletto. Galletto prova a servire Henry, pallone che esce, rimessa dal fondo per la squadra ospite. Ripartiamo con Di Guida, ancora Donin, giro palla ovviamente della Kame, che comunque ha dimostrato di essere una buona squadra. Qui praticamente spinta leggera di Henry su Ugas che sbilancia l'avversario. Vediamo Lavrendi, Ghi, serve Henry, qui prova la giocata Henry, salta l'uomo Henry, Fior, grande giocata di Henry che aveva saltato Donin. Vediamo intanto l'arbitro che va a munire qualcuno della panchina della Sandro Abate. Probabilmente sì, Piero Basile. Sì, Piero Basile. Protesta anche il direttore Pavarese. Rivediamo le immagini. Qui Henry ha fatto una giocata pazzesca, ha saltato l'avversario, il tiro, Fior copre bene lo specchio della porta. Si rimane sullo 0-0 a 5 minuti e 20 dalla fine della prima frazione. Henry all'indietro verso Parisi, ancora Parisi, qui intercetta Azzoni che serve Donin. Henry recupera il possesso, Parisi prova questo scavetto a cercare Ghi, Di Guida, attenzione Di Luccio, recupera il possesso, lotta come un leone Antonio Di Luccio, poi Ugas, pallone non uscito, Lavrendi, Parisi, ancora Di Luccio, Lavrendi, Ghi, c'è un po' di spazio, vediamo Ghi, carica il destro e trova un golasso, Ghi, un altro golasso del toro della Sandro Abate, non può nulla nell'angolino il numero 11 della Sandro Abate Avellino. 1-0 a 4:42 dalla fine del primo tempo. Grande gol di Ghi che sblocca la partita, è uno di quelli che sta trascinando in questa prima fase di stagione la Sandro Abate Avellino. Questo gol importante perché sblocca una partita difficile, perché la Kame sta giocando veramente bene. Di Guida, Donin, ancora Ugas, Donin prova a servire Ugas, rivediamo qui la botta di Dighi nell'angolino, un po' in ritardo Fior col piedone. 1-0 per la Sandro Abate. Ghi, Di Luccio, Josema, Ghi, Di Luccio, scivola Di Guida, ancora Lavrendi, serve Ghi, ancora Lavrendi, qui si salva la Kame, poi Donin prova la finta, Giuseppe Lavrendi recupera il possesso, poi Ugas in scivolata, c'è salva diciamo la propria porta. Lavrendi, Ghi, Josema, Di Luccio, serve Ghi, aggancia bene il toro della Sandro Abate che qui prova a saltare anche Donin, non ci riesce, aveva saltato Tazzoni, non Donin, rimessa laterale in favore della Sandro. Josema prova a servire Ghi, il tiro tocca il soffitto del Pala del Mauro, ovviamente pallone che è uscito, quindi Di Guida, Sutton, ancora lui, giro palla ora della Kame, Di Guida, recupera il possesso Josema, Lavrendi, qui perde il possesso ancora la squadra locale che ha recuperato con furbizia il pallone con Josema. Sutton aveva fatto un piccolo errore. Di Guida, ancora Kenji un po' sottotono in questo primo tempo, lui è uno di quelli che può cambiare le partite. Sakon, Di Guida, Sutton, Japa,
prova a girarsi, Japa il tiro, pallone che esce in rimessa laterale. Japa lotta come un leone, ovviamente. Josema, Gianluca Parisi prova a servire Ghi con la testa, Ghi che ha cercato di trovare lo specchio della porta, pallone che esce non di molto, vediamo nel replay qui il lancio di Gianluca Parisi con la testa, Ghi. Sutton, Di Guida, ancora Di Guida, pressione di Giuseppe Lavrendi, qui Di Guida, pallone che esce. Josema, Kenji, Ghi, Lavrendi, Josema, Parisi, serve Ghi, solo, poi Sutton recupera il possesso, qui fallo di Kenji, ci sta, e c'è anche l'ammunizione, primo ammonito per la Sandro Abate e Miguel Kenji. Quarto fallo della Sandro Abate, che quindi sta per esaurire i bonus. Vediamo. Sakon sul punto di battuta, prova il tiro, Sakon ancora con i piedi Parisi e poi sulla ribattuta la pareggia Di Guida. 1-1 Kame Treviso che trova il pareggio. Rivediamo il tiro di Sakon, Parisi col piedone e poi Di Guida lasciato praticamente solo trova il gol dell'1-1. Tutto da rifare per la squadra locale, pareggio meritato ovviamente per la Kame, che comunque ha fatto un grande primo tempo. Qui Giuseppe Lavrendi prova a saltare Azzuni, ancora rimessa laterale in favore della Sandro Abate. 2:15 alla fine della prima frazione, 1-1. Josema, Lavrendi prova a saltare Azzuni, non ci riesce Giuseppe Lavrendi. 1-1 in questo momento qui al Del Mauro. Josema, Kenji, Lavrendi, ancora Josema, Ghi, Kenji, ancora Kenji, lo ferma Sutton, rimessa laterale in favore della Sandro Abate, che prova a riprendersi il vantaggio. Lavrendi qui, ancora Azzuni, lo riferma per la seconda volta di fila. Lavrendi, Josema, Michael Kenji, Lavrendi, Kenji, Ghi, carica il destro, pallone stavolta che esce da parte del Toro, dentro Galletto, rivediamo nel replay. Ghi, pallone esce. Sakon prova a servire Japa, vediamo se mantiene il possesso, non riesce però nell'intento di rimanere il pallone in campo. Galletto, Josema, Ghi, Josema praticamente sbaglia il passaggio, chiede scusa al compagno. Azzuni, Sakon, recupera il possesso la Sandro Abate. Kenji, Galletto, Josema, Kenji, Sutton su di lui, ancora Ghi, Kenji prova a saltare Sutton, c'è la deviazione proprio del numero 10 della Kame, rimessa laterale con un po' di protesta. Ghi, ancora Ghi, prova a saltare l'avversario. Ghi entra in area di rigore, c'è la deviazione ancora di Sutton. Prova la Sandro Abate in quest'ultimo minuto a creare qualcosina in più in questo primo tempo, che devo dire la Kame ha giocato un pochino meglio rispetto alla Sandro Abate, che però negli ultimi minuti sta uscendo. Josema,
Kenji, Sutton, recupera il pallone Sakon, poi Galletto, Azzoni, 40 secondi alla fine. Fior prova a servire Giapa che con la testa prova a servire il compagno. Attenzione, c'è il contropiede della Sandro Abate. Kenji ha un po' di spazio. Ghi! 2-1, doppietta del Toro. Esplode il Del Mauro. Ghi a 28 secondi dalla fine. Il Toro fa doppietta e la Sandro Abate ritorna in vantaggio. Ghi in un momento di forma straordinario. Rivediamo il contropiede da parte di Kenji che serve Ghi, che di prima batte Fior. Intanto time out per la Kame a 28 secondi dalla fine. Noi ci fermiamo per qualche secondo. Siamo pronti per ripartire. Ghi ha trovato il gol del 2-1, doppietta per il giocatore della Sandro Abate a 28 secondi dalla fine del primo tempo. Una doccia fredda ovviamente per la Kame, che ha disputato un gran bel primo tempo. Vediamo, 28 secondi alla fine della prima frazione. Batte Giapa, vediamo se creerà l'ultima occasione. Tanto Piero Basile che dà indicazioni. Sakon, Di Luccio su di lui, Giapa, Josema, ancora Galletto, poi Parisi blocca, prova a servire Galletto che non riesce a tenere il possesso palla. Rimessa laterale per la squadra ospite a 15 secondi dalla fine. Sakon, attenzione, Josema anticipa tutti, ancora Sakon, recupera il possesso, Parisi blocca, 5 secondi, vediamo Josema, il tiro di Josema, Fior poi prova a servire qualcuno dei suoi, ma il tempo è finito. 2-1, doppietta di Ghi e gol di Guida. Ci vediamo fra qualche minuto per l'inizio della ripresa.
Ci siamo, sta per ripartire il match tra Sandro Abate Avellino e Kame Treviso. Risultato 2-1, doppietta di Ghi e dall'altro lato di Ghida nel momentaneo pareggio. Vediamo, Yosema, Kenji, ancora Yosema, Parisi, si riparte quindi in questa ripresa. Kenji con la testa, in porta invece per la Kame non c'è più Fior ma Pietrangelo, probabilmente staffetta da parte di mister Rocca. Kenji, ancora serve Ghi, braccato da Sakon. Yosema, Massimo Abate all'indietro verso Ghi. Ghi, braccato da Sakon, perde il pallone, Parisi chiede scusa a Ghi, gran pallone, gran parata da parte di Gianluca Parisi. Rivediamo qui Ghi praticamente perde il pallone, poi Parisi con la mano riesce a salvare la Sandro Abate. Poi qui Giapa, ancora la deviazione da parte di Yosema, probabilmente si salva ancora una volta la Sandro Abate. Vediamo qui, sì, c'è la deviazione da parte di Yosema. Ancora Sakon, pallone che esce, rimessa laterale per, anzi rimessa dal fondo per la Sandro Abate. Parisi, Yosema, Kenji, Yosema, Giapa su di lui, Abate, Donin prova il pressing, poi Sakon, ancora Donin, Massimo Abate, ancora Kenji, recupera il possesso però la Kame con Sakon, Donin, ancora Sutton, serve Giapa, si gira bene, Parisi blocca, Kenji, ancora lui, Kenji, salta due avversari, poi Ghi ovviamente prova sulla corsa a dare il pallone. Rimessa laterale in favore della squadra ospite. Donin, Sakon, Donin, ancora con le sue finte. Qui Kenji intercetta, attenzione, Miguel Kenji il tiro, Donin intercetta, si salva qui la Kame, forse poteva far meglio Kenji, che praticamente si trova 1 contro 1. Vediamo qui Ghi, il tiro, c'è la deviazione di Giapa, ancora rimessa laterale per la Sandro Abate. Yosema, deviazione di Sutton, blocca Pietrangelo, che quindi questa ripresa probabilmente sarà lui a difendere i pali della Kame. Sutton, Sakon, ancora lui, Sakon il tiro, poi Giapa sulla deviazione vincente da parte del capitano che trova il gol del pareggio e fredda la Sandro Abate. 2-2. Segnato il Cam Treviso. Il capitano l'accorcia, Parisi disperato. 2-2 quindi tra Sandro Abate Avellino e Kame Ghi. Tutto da rifare. Kenji, ancora Kenji, pressato da Giapa. Kenji qui prova a fare tutto da solo, perde il pallone Giapa, ancora lui, Giapa, pallone che esce, stava per ribaltarla completamente la Kame. Poi Ghi, ancora Ghi, c'è un po' di spazio, Ghi, il pallone che esce, sassata di Ghi. Mister Piero Basile intanto che sbuffa su questo pareggio trovato dalla Kame. Vediamo Donin, Giapa, ancora Donin, Giapa, Donin all'indietro verso Sakon, prova a servire Giapa, pallone che esce. Sandro Abate che comunque questi primi minuti aveva cercato qualche azione con Kenji, è stata freddata da questa occasione. Intanto rimane a terra anche Giapa
Alex, il giocatore numero 7 della Kame, che non è più rientrato. Vediamo se anche Japa avrà dei problemi. Sarebbe una seconda assenza importante. Vediamo, si è alzato il capitano, vediamo, dovrebbe essere tutto a posto. Si pulisce il parquet ovviamente. Entra Azzoni al suo posto. Vediamo Sutton sul punto di battuta. Ancora prova a servire Donin. C'è ancora la deviazione da parte di Josema. Grande partita comunque della squadra ospite. Vediamo. Ancora Sutton, serve Azzoni che cicca il pallone, poi Kenji, vediamo la Sandro Abate se con orgoglio prova il tiro, qui Kenji blocca Pietrangelo che prova a servire proprio Azzoni che salta Massimo Abate, poi Josema con astuzia butta il pallone sul corpo di Azzoni, ma qui perde il possesso la Sandro Abate. Sutton, Sakon, Donin, ancora Donin, Sakon prova a servire Azzoni, stoppa il pallone all'indietro verso Sutton. Sutton, attenzione, carica il destro, Sutton, pallone che esce ma c'è una deviazione. Donin, ancora lui, Sakon, Donin, pressing della Sandro Abate, Massimo Abate prova a togliergli il pallone. Sakon, Donin, ancora verso Sakon e qui Kenji con la sua classe ferma col corpo l'avversario. Rimessa per la Sandro che ora farà dei cambi. Vediamo Parisi, serve Ghi prova a girarsi, il toro, doppietta per lui. Massimo Abate, Ghi, ancora Kenji, serve Ghi, recupera Donin, poi qui c'è il contropiede, Sakon, Parisi arpiona con la mano il pallone e salva ancora una volta la Sandro Abate. Rivediamo nel replay, qui su Sakon il tiro, Parisi. Attenzione qui Donin non ci arriva, rimessa laterale per la Sandro Abate. 16 minuti alla fine della gara. Ecco qui, triplo cambio per la Sandro Abate. Parisi prova a servire Henry, pallone che esce. Pietrangelo, Sakon, Azzoni anticipa Galletto che poi se la prende con se stesso perché poteva tenere il pallone in campo. Vediamo Sutton, Donin, Sakon, Sutton, ancora Azzoni, Galletto, poi rimessa laterale però in favore della squadra ospite. Sutton all'indietro verso Donin, Azzoni, Donin, qui prova questo scavetto per Sutton, Lavrendi velocissimo, Giuseppe Lavrendi. Vediamo ancora Lavrendi, prova a servire qualcuno, poi qui rischia Giuseppe Lavrendi, poi Di Luccio, Basile lo richiama, Lavrendi, Henry, vediamo la velocità del numero 77. Ancora Di Luccio, prova a servire sulla corsa Galletto, Galletto in mezzo per Henry che non ci arriva. Rimessa laterale per la Kame a 15 minuti dalla fine. Dentro di guida esce Sakon. Sì, perché Wallex è già una perdita importante per la Kame. Se anche il capitano Japa ha problemi, sarà un secondo tempo complicato per la Kame. Vediamo ancora Di Luccio.
all'indietro verso Gianluca Parisi. Prova a servire Galletto che aggancia un gran pallone. Vediamo Gennaro Galletto, braccato da Donin. Guadagna una rimessa laterale Gennaro Galletto. Di Luccio prova il tiro. C'è stata una mezza deviazione. Pietrangelo, Sutton, Azzoni, Sutton. Qui Henry con la punta del piede. Henry. Di Luccio fa segno positivo per nei confronti dell'arbitro. Vediamo Sutton, Donin, Sutton, attenzione, grande scambio, poi Lavrendi anticipa e si prende il fallo. Primo fallo in questa ripresa per la Kame. Ancora 0 per la squadra locale, ovviamente. Galletto, Di Luccio, Donin intercetta, poi Henry, qui sbaglia Donin, vediamo Henry se sfrutta l'occasione. Di Luccio fermato da Sutton, poi Henry prova a recuperare il pallone con la sua velocità, attacca, c'è la deviazione, guadagna il corner la squadra locale. Vediamo chi se ne incarica, Gennaro Galletto. È pronto a rientrare il capitano Giapa, quindi tutto ok. Galletto, scavetto per Di Luccio, Pietrangelo, occasione per la Sandro Abate con Antonio Di Luccio, la grande risposta di Pietrangelo. Rivediamo nel replay, ecco Di Luccio, grande parata di Pietrangelo, ancora Lavrendi, vediamo Henry, prova a saltare il giocatore della Kame, qui intanto grandissimo intervento con Gianluca Parisi che risponde subito a Pietrangelo. Grande parata del portierone della Sandro Abate su Azzoni. Contropiede letale della Kame che stava per punire la squadra di Avellino. Vediamo qui di guida, c'è la deviazione di Donin. Parisi, poi Di Luccio, ancora lui, serve Lavrendi. Vediamo Di Luccio, Henry, Di Luccio, Galletto, c'è un po' di spazio, Henry, ancora Pietrangelo, salva la formazione di Treviso. Vediamo ancora Lavrendi, Galletto, Henry, ancora lui, qui di guida lo ferma, poteva essere un contropiede pericoloso per la Kame. Parisi, Galletto, Lavrendi, ancora Lavrendi, qui chiuso, guadagna il corner la Kame. Parisi predica calma. Ovviamente la Sandro Abate è una formazione molto giovane, quindi ci può stare qualche distrazione, però vediamo qui Galletto con la punta, prova a servire Henry, ancora Henry, braccato Henry, probabilmente c'era fallo, non fischia l'arbitro. Rimessa laterale, di guida, Azzoni, di guida, Ugas, di guida, lancia Ugas, vediamo, aggancia bene, Parisi, ancora salva la Sandro Abate, poi Giapa, Galletto, qui intanto protesta la panchina, poi ancora Giapa, ancora Parisi, protesta la panchina della Kame, intanto scontro tra Giapa e Galletto. Ammonito Giapa, è ammonito anche Galletto. Rivediamo qui Giapa, rivediamo nel replay, non chiaro se c'era il tocco. Intanto ammoniti entrambi
per questa sorta di mini reazione. 2-2, 12:57 alla fine della gara. Japa intanto protesta con l'arbitro, ovviamente. Vediamo, rimessa laterale per la Kame con Di Guida. Sul punto di battuta, attenzione, prova il tiro qui Ugas. Non c'è deviazione, dice l'arbitro. O meglio, c'era, ma era del compagno di squadra. Parisi, Josema, Henry, lascia scorrere poi Di Guida, recupera il possesso, Ugas, Azzoni, ancora lui all'indietro verso Japa. Japa prova il tiro, Di Guida, pallone che esce, rientra Kenji. Parisi, Kenji non ci arriva. Ghi, tanto in tribuna qui Alex e Moabs, due colossi della Sandro Abate. Tanto rimessa dal fondo. Parisi, ancora qui il colpo di testa di Azzoni. Rimessa laterale per la Sandro Abate con Josema sul punto di battuta. Kenji, ancora Ghi, Lavrendi, Josema, Kenji, prova a ubriacare con le sue finte Azzoni, poi qui Lavrendi, salta Azzoni, Kenji dall'altro lato verso Lavrendi, c'è un po' di spazio, Di Guida su di lui, all'indietro verso Parisi, 12 minuti alla fine, poi qui Ghi non riesce ad agganciare. Ghi, sempre grintoso il toro. Sakon, pallone sballato, stava cercando Ugas. Vediamo Parisi qui direttamente fuori. Di Guida, Sakon all'indietro verso Pietrangelo, poi di testa Josema, rimessa laterale in favore della Kame. 2-2 il risultato. Ugas, qui Lavrendi prova a rubare il pallone, Pietrangelo, Josema, ancora Kenji, Sakon su di lui, Lavrendi, Josema, Lavrendi, Kenji, ancora sale Josema, serve Ghi verso Lavrendi, vediamo Lavrendi, esplode il pala del Mauro. 3-2, Giuseppe Lavrendi. Signori, segnatevi questo nome perché è un ragazzo davvero promettente. 3-2, di nuovo in vantaggio la Sandro Abate con Lavrendi. Rivediamo nel replay della regia, contropiede di Josema verso chi? Gran pallone, scavetto di Giuseppe Lavrendi che supera un colosso come Pietrangelo. 3-2 a 11 minuti dalla fine della gara. Questo è un gol pazzesco da parte del giocatore della Sandro Abate. Vediamo Abate, Kenji, Ghi, qui Kenji toccato, secondo fallo della Kame, protesta della Sandro Abate che voleva un giallo. Kenji, Josema, Ghi, Kenji, Ghi, Josema, Ghi, salta Ugas, ancora Ghi, prova a servire Kenji, Ugas recupera il possesso, ancora Sakon, Parisi, poi prova subito il contropiede, Kenji, vediamo,
Kenji la dà Josema che la butta in mezzo, si salva Ugas e poi Di Guida riesce a tenere il possesso. Ugas, Sakon prova a ripartire la Kame. Di Guida, Japa, Ugas, ancora lui, Ugas, il tiro, pallone che esce. L'arbitro stava fischiando per chiedere un nuovo pallone, ma è tutto a posto perché Parisi riesce a recuperare in tempo. Vediamo ancora Ghi qui, strattonato da Sakon, gran pallone per Josema che arriva con un secondo in ritardo e non riesce a agganciare il pallone. 3-2 quindi al Del Mauro qui di Avellino. Sakon, ancora Sutton, scusate, Ugas, Abate lo ferma, guadagna la rimessa. Ugas, ancora Sakon, Sutton, gira palla ora la Kame, Di Guida, ancora Sakon, Di Guida, Ugas, Sutton, deviazione, rientra Henry, Ugas, Sakon, Sutton, ancora Sutton, Henry su di lui, Sutton prova il tiro, pallone che esce. 9 minuti e 20 secondi alla fine della gara, per ora 3-2 per la Sandro Abate. Rivediamo qui, Sutton prova la giocata individuale, il tiro direttamente fuori. Ghi, mezzo tunnel nei confronti di Guida, vediamo ancora Ghi, prova a servire Henry qui, anticipato da Sutton, anzi perde il possesso. Kenji verso Ghi, la butta in mezzo e non ci arriva Henry che rimane incastrato nella rete della porta. Altra occasione per la Sandro Abate, esce Ugas dentro Donino, intanto eccolo qui Ghi, non ci arriva Henry. Pietrangelo prova a servire Donin, pallone che esce, rimessa per la Sandro Abate. Parisi prova a servire Galletto, anticipa la difesa della Kame, qui altro fallo su Kenji, da terra Kenji con la testa per recuperare. Terzo fallo per la Kame, 0 ancora per la Sandro Abate. Vediamo, la prendi, Kenji, qui perde il possesso la Sandro Abate, rimessa laterale per la Kame. 3-2 il risultato. Sutton, ancora Donin, Henry, Basile mantiene la concentrazione ai suoi. 8:43. Sakon, Donin, Sutton, ancora lui, Sutton, punta Henry, Donin, su di lui Galletto che lo ferma, rimessa laterale per la Kame. Vediamo ancora Di Guida, qui c'è la deviazione da parte di Kenji. Tanto Parisi che richiama la prendi. Di Guida, Sutton, Parisi blocca un altro pallone, Gianluca Parisi che poi prova a servire Kenji sulla corsa. Donin, Di Guida, Sakon, scambiano i due, Sakon, il tiro ancora fuori, dentro di Luccio, esce Kenji,
8:20 alla fine, 3-2 per la Sandro Abate. Una partita equilibratissima e una partita soprattutto importante perché è uno degli scontri diretti nelle zone basse dei playoff, quindi potenzialmente si giocano un accesso alla Final 8 di Coppa Italia. È importante quindi per le due formazioni uscire con una vittoria. Josema spunto di battuta, Parisi, ancora Di Luccio, non ci arriva sul pallone, peccato. Pietrangelo, ancora la Kame qui rischia, poi Di Guida prova a servire Azzoni, Galletto recupera il possesso, Lavrendi verso Galletto, deviazione decisiva che è ingannata a Galletto. Donin, ancora lui, Azzoni, Sutton, Japa, braccato da Josema, attenzione c'è un po' di spazio, Japa, 3-3, la pareggia la Kame con una distrazione della difesa della Sandro Abate. Japa, doppietta per il capitano della Kame. Rivediamo qui Japa, serve Donin, qui Josema non lo so se è stato strattonato, comunque perde l'attimo e insacca il pallone. 3-3, tutto da rifare per la Sandro Abate. Josema, Galletto, Di Luccio prova a servire Josema, Azzoni, Josema, attenzione verso Galletto, qui vince il rimpallo Galletto, Pietrangelo, si salva la Kame, attenzione Sutton, c'è il tiro di Donin, la ribalta la Kame in maniera clamorosa in un minuto, da 3-2 a 4-3, rimane a terra Japa, 4-3, l'ha ribaltata in un minuto la Kame. Questo è il calcio a 5, può succedere di tutto. Rimane a terra il capitano. Cure mediche. Si riparte quindi, ribalta la partita la Kame in un minuto. Japa e Donin portano il risultato sul 4-3. Vediamo se ci saranno movimenti sulla panchina di Piero Basile, perché manca poco, ovviamente 6 minuti e 30. Manca poco come conteggio, perché poi alla fine 6 minuti sono tantissimi nel calcio a 5, però vediamo se ci sarà il portiere di movimento per la Sandro Abate. Vediamo Lavrendi, Josema, Lavrendi, Kenji, ancora Josema, qui sbaglia Sutton per un attimo, poi Kenji, Lavrendi sbaglia, pallone in mano a Pietrangelo, Sutton, Di Guida, Donin, ancora Sutton, pallone in mano a Gianluca Parisi che prova a servire Lavrendi, attenzione qui Pietrangelo salva la Kame dal possibile 4-4. Galletto,
Ghi, attenzione, carica il destro, c'è la deviazione di Sakon. 5,47. Galletto. Vediamo Ghi, ancora Sutton, Donin, vediamo il contropiede, Ghi recupera il possesso, vediamo Ghi, Pietrangelo e poi Sakon spazza senza pensare, anche con un po' di fritta. Era solo Sakon, vediamo Galletto, prova a servire Kenji, rimessa laterale in favore della Sandro Abate. C'è una piccola deviazione, c'è stata una piccola deviazione per la squadra ospite. La prendi, ancora lui, Kenji, Kenji, la prendi, Parisi, Galletto, prova a servire Ghi, ci riesce, Kenji, 5 minuti ora alla fine della gara, la prendi, ancora verso Kenji, anticipa Sutton, Kenji, andrà a battere la rimessa laterale. Vediamo, ovviamente minuti finali importanti, la partita ancora in bilico, l'ha ribaltata in maniera clamorosa la Kame. Kenji, Galletto, la prendi, Kenji, prova a servire Ghi, c'è stata una deviazione, l'arbitro dice di no, però secondo, a mio avviso, c'era la deviazione. Vediamo di guida qui senza guardare verso Giapa, lo trova, stoppa bene Giapa, poi Kenji prova a servire Galletto, attenzione Galletto, prova la finta, la butta in mezzo, non ci arriva, la prendi, una sorta di tiro cross, pallone che è in mezzo praticamente, né un tiro né un passaggio, quindi pallone che esce. Portiere di movimento per mister Piero Basile. Di Luccio, vediamo. Sì, questa mossa a 4 minuti e 30 dalla fine porterà qualche gioia positiva. Vediamo ancora. La prendi, Kenji, la prendi, Galletto, Kenji, serve Ghi, prova il tiro, pallone fuori, 4 minuti. Qui Azzoni, vediamo, portiere di movimento, triplo cambio con Di Luccio che va a fare il quinto di movimento. Pressing finale della Sandro Abate. Josema, Ghi, ancora Josema, Kenji, Di Luccio, Kenji, non può sbagliare la Sandro Abate. Josema, Di Luccio, si chiude la Kame, Josema, Ghi, Henry, anticipa di guida col piede, Di Luccio, Josema, ancora Henry, Ghi, Josema, Kenji, Josema, Di Luccio, perde il possesso la Sandro Abate, Ghi recupera il possesso, poi di guida, il tiro alto, rimessa dal fondo per la Sandro Abate. Ancora portiere di movimento, Di Luccio, Henry,
salta l'uomo, Henry, Pietrangelo, corner, ancora Ghi, 3 minuti, Di Luccio, Kenji, salta l'uomo, ancora Pietrangelo decisivo, ancora possesso per la Sandro Abate, 2 minuti e 57, ancora portiere di movimento, ovviamente portiere di movimento per la Sandro Abate. Di Luccio, Josema, Di Luccio, Kenji, Josema, Ghi, Kenji, Josema, Kenji, c'è un po' di spazio, Josema, la deviazione di Donin, rimessa ancora per la Sandro Abate, rivediamo nel replay, la deviazione decisiva di Donin, Ghi, Josema, Kenji, ancora lui, Di Luccio, Josema, Ghi, 2:20, Di Luccio, Kenji, ancora Josema, c'è un po' di spazio, c'è il tiro di Josema, rimpallato dalla difesa della Kame, Josema, ancora Ghi, Josema, Kenji, Di Luccio, Josema, pressing della Sandro Abate totale, ora Di Luccio, Josema, Di Luccio, la butta in mezzo per Henry, poi qui c'è il tiro che va di poco fuori, qui si salva la Sandro Abate anche con un po' di fortuna. Josema, 1 minuto e 45 alla fine, Ghi, Josema, Kenji, Di Luccio, Kenji, ancora Josema, Di Luccio, Josema, Di Luccio, Josema, Di Luccio, Kenji, pallone che esce, si dispera il Del Mauro a 1 minuto e 23, ovviamente era un pallone importante che pesava. Vediamo, Giappa, Josema, rimessa la tele per la Sandro Abate, time out di mister Piero Basile. Ricordiamo che la prossima giornata si disputerà nel weekend tra 27, 28 e 29 dicembre. La Kame Treviso sarà impegnata in casa contro la Fortitudo Pomezia, mentre la Sandro Abate andrà in casa dei campioni d'Italia della Meta Catania, quindi sarà un altro impegno pesante per la Sandro Abate. Un ringraziamento speciale a volontari in moto, Mister Piero Basile che dà le ultime indicazioni con la lavagnetta per probabilmente l'ultimo affondo per trovare almeno il pareggio. Il circo d'estate nel patrocinio del comune di Avellino. Babbo Natale in moto. Vediamo quest'ultimo minuto qui al Del Mauro, quest'ultimo minuto dell'anno 2024 per la Sandro Abate, perché poi la prossima in casa sarà nel 2025. 1:16. Alex praticamente è l'allenatore sugli spalti, con a dar manforte ai suoi compagni. Alex disponibile dal mese di gennaio, quindi sarà ancora orfana del suo gioiello anche la prossima. Vediamo Kenji, Josema, 1:13. Ghi, ultimo affondo, anzi uno degli ultimi affondi della Sandro Abate. Ghi, Josema, Kenji, Josema prova il tiro, c'è la deviazione da parte della difesa della Kame.
Di Luccio, Josema, Ghi, Di Luccio, Kenji, 46 sul cronometro, 46 secondi ovviamente. Di Luccio, Josema, prova il tiro, Japa che per me è stato il migliore in campo ovviamente della Kame. Josema, Di Luccio, Kenji, Di Luccio, Josema, Ghi, 30 secondi ora. Di Luccio, Kenji, ancora Di Luccio, Josema, Kenji, Sakon, 20 secondi, vediamo Di Luccio, c'è un po' di spazio, non ci arriva Henry, peccato per la Sandro Abate, poteva essere il gol del pareggio a 17 secondi dalla fine. Ora si fa dura per gli uomini di mister Piero Basile, deve recuperare subito il possesso. Ciapa perde l'attimo, rimessa laterale, ancora 12 secondi di speranza per la squadra locale. Josema prova a servire Henry, rimessa laterale, 6 secondi, vediamo se succede qualcosa. Ghi, ancora lui, Ghi carica il destro, poi Henry, non c'è più tempo, scade i 20 minuti effettivi e la Kame vince qui al Del Mauro contro la Sandro Abate per questa vittoria. Ci vediamo l'anno prossimo qui al Del Mauro per un 2025 di sole gioie per gli amici della divisione di calcio a 5. Buon Natale, a presto.